Vi state chiedendo dove sono? No? Non ve lo state chiedendo? Vabbè, ve lo dico lo stesso, sono a Marghera. Magari però vi state chiedendo perché la ripresa ballonzola così tanto. È perché tra borsa, cavalletto, zaino e camera sono un tantino carico. Comunque, sto andando da Emergency. Per chi non sapesse cosa sia Emergency, lo dico subito. È un'associazione italiana, indipendente e neutrale, fondata da Gino Strada nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Emergency però, da diversi anni, è presente anche in Italia, con 4 ambulatori mobili, un poliambulatorio a Palermo, uno a Polistena e uno qui a Marghera. Ma l'Italia non è in guerra, direte voi, o almeno non all'interno dei propri confini. Infatti, è proprio questo che sto andando a chiedere al poliambulatorio di Marghera con la mia solita faccia da scemo. Che cosa fate in Italia? A rispondere a questo quesito c'è Antonio, che all'interno di questa struttura ci lavora. Emergency si accorge che in Italia c'è una grossa parte di persone indigenti che hanno o difficoltà ad accedere alle cure o non possono accedere alle cure. Per persone indigenti non si intende solamente il migrante, ma anche quelle persone, per esempio, una cosa molto attuale che ha avuto un incremento in quest'ultimo periodo è il fatto che ci sono un sacco di persone che con questa crisi hanno perso il lavoro. Avendo perso il lavoro non riescono magari più a pagare l'affitto, vengono sfrattate, con lo sfratto dopo un po' tu perdi la residenza e in Italia se tu non hai la residenza non hai diritto ad avere la tessera sanitaria, quindi non hai diritto ad avere l'assistenza sanitaria. In Italia c'è una parte di popolazione che comunque non riesce ad accedere al servizio sanitario. Il poliambulatorio di Marghera, nello specifico, eroga prestazioni di medicina di base, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Intorno alla medicina di base gravitano anche altre prestazioni. L'odontoiatria, la ginecologia, c'è l'odontotecnico. Comunque il programma Italia nasce con l'intento non di sostituirsi al sistema sanitario, ma per colmare quegli eventuali vuoti che si vengono a creare per questioni burocratiche o legislative. Emergency e nello specifico con il programma Italia vuole collaborare con il sistema sanitario per poter cercare di offrire assistenza sanitaria a tutte le persone, in modo tale che tutte le persone abbiano un'assistenza sanitaria e nessuno ne rimanga scoperto. Ovviamente noi abbiamo dei criteri d'accesso per le specialistiche. Chi ha la tessera sanitaria, quindi chi ha il medico di base, lo orientiamo in modo tale che possa ottenere con le dovute esenzioni l'accesso alle specialistiche del distretto sanitario. Le uniche 2 specialistiche che sono garantite anche a chi ha la tessera sanitaria sono il servizio odontotecnico e le protesi oftalmiche, insomma gli occhiali. Okay. Si accede a queste 2 specialistiche si accede tramite un'esenzione per reddito, quindi il paziente, fatta la visita oculistica al distretto sanitario o il paziente fatte le estrazioni al distretto sanitario, si presenta da noi con un'esenzione per reddito e noi gli diamo l'appuntamento per una delle 2 protesi, o per gli occhiali o per la protesi odontoiatrica. Il numero di pazienti che avete? Allora, i dati che abbiamo noi riferiti al poliambulatorio di Marghera sono da dicembre 2010 ad oggi i pazienti visitati sono quasi 4.000, le prestazioni erogate sono 18.900. Sono più gli stranieri o gli italiani e come si sta muovendo, cioè se stanno aumentando gli italiani che arrivano? Ok, la parte più grossa sono pazienti non italiani, però il 20% dei nostri pazienti sono italiani, c'è un paziente su 5 italiano. Probabilmente potrebbero essere molti di più perché appunto noi abbiamo il paletto del criterio d'accesso che è un ISE inferiore agli 8.500 euro annui. La sensazione che potrebbero essere, che la sensazione potrebbe essere che i pazienti italiani potrebbero essere molti di più, scusami, è perché comunque stando al front office riceviamo molte telefonate in cui ci richiedono pazienti italiani
informazioni. Molti pazienti italiani vengono e qui al poliambulatorio a richiedere informazioni su come si accede soprattutto alle cure odontoiatriche o al sistema protesico del poliambulatorio. Dopo questa lunga chiacchierata e dopo avermi fatto fare un giro della struttura, ho intervistato 2 persone che per necessità si sono rivolte al poliambulatorio di Emergency. Come mai lei è venuto qua a Emergency? Qua ti spiego, mi ero trovato a corto di soldi e la mia protesi vecchia era malandata e non sapevo come fare. Allora ho telefonato e mi hanno dato gli appuntamenti e mi hanno detto che non pago niente e così. Io sono contento. Prima ho detto ne avevo una che mi è costata 7 milioni di lire, allora avevo soldi, potevo permettermi. Mi è durata 13 anni e dopo si è consumata. Lei è pensionato? Pensionato. E prima che lavoro faceva? Ho lavorato in ospedale, prima di là ho lavorato in albergo, prima dell'albergo ho lavorato in un altro albergo, ho lavorato in fabbrica finché sono arrivato alla pensione. E dalla pensione? La pensione non è tanto, io vivo con mia sorella, metà paga la devo dare a lei, dopo ho un'amica, la devo aiutare un po' anche lei e il resto è per me. Ah, ok. E spenderli tutti per una protesi, perché se vieni qua va bene, ma se vai in un'altra parte ne vuole 4-5 mila. Ah. Ok, sì. Ma Emergency l'ho scoperta perché appunto mi sono trovato in una situazione disastrosa, mi sono trovato per la strada, non avevo problemi burocratici con la carta d'identità che non veniva riscontrata perché non risultavo più nell'anagrafe, per cui non potevo avere il medico di base e lì dovevo venire a farmi delle cure. Sono venuto qui a Emergency che mi hanno consigliato degli amici che già venivano qua. Mi sono trovato bene perché però ho visto che c'è tantissima gente, cosa che invece non mi aspettavo. Cosa ti è successo? Che hai detto che sono stati problemi burocratici, ti sei trovato per la strada? Ma io ho vissuto tantissimo all'estero, no? E sono tornato in Italia e avevo una carta d'identità che ancora aveva una residenza vecchia e pensavo fosse ancora buona, però non so, qua i sistemi burocratici che abbiamo qua non risultavo più nell'anagrafe, per cui era come fosse un fantasma, non esistevo più. Per cui davo più diritto al medico di base, alla mutua, a queste storie. Per cui sono venuto qua all'Emergency perché è l'unica maniera per poter usufruire di un'assistenza medica. Poi piano piano, tramite amici, tramite amici che mi hanno aiutato, dal momento che sono andato a Venezia, sono riuscito a farmi la carta d'identità a Venezia. E lì mi hanno dato il medico di base, le solite trafile, però questo è avvenuto in 5-6 mesi, non è stata una cosa facile. Nel frattempo avevo bisogno di farmi una protesi e me l'hanno fatta qui. Se uno ha bisogno di qualcosa nessuno ti dà niente qua, c'è l'Emergency che ti dà invece la mano. Loro mi hanno proprio indirizzato per poter reinserirmi nel sistema, per poter fare la carta d'identità, per poter andare a farmi il medico di base. Mi hanno un po' indirizzato perché non sapevo dove sbattere la testa. Meglio forse andarsene all'estero. Infatti tanti giovani se ne vanno all'estero. Sì, tantissimi, no, tantissimi. Come all'estero invece come... Ma io ero in Inghilterra e stavo benissimo, cioè a livello anche di assistenza sociale è tutta un'altra roba. Ora se vuoi fare quello che vuoi fare, basta che vuoi fare qualcosa, ti danno la possibilità di farlo, capito? Mentre invece qua vedo che niente, c'è sempre questa gerarchia del più vecchio che deve dare il più giovane, che a sua volta non capisce niente perché il più vecchio sa più di lui, c'è tutta questa roba che è assurda che non finirà mai qua in Italia. Speriamo di sì, speriamo che